Ciao a tutti i tifosi del Napoli. Oggi abbiamo delle notizie freschissime dal mercato delle trasferenze che sicuramente vi terranno incollati allo schermo. Prima di iniziare, vi ricordo di mettere un like e di iscrivervi al canale per rimanere sempre aggiornati su tutte le novità del nostro amato Napoli. La nostra squadra sta lavorando duramente per migliorarsi sempre di più e ottenere risultati straordinari, quindi non perdetevi neanche un aggiornamento. Victor Osimhen al PSG, la trattativa è in una fase di stallo. Secondo quanto riportato da Repubblica, i francesi hanno offerto 80 milioni di euro per il nostro bomber, una cifra significativamente inferiore alla clausola rescissoria di 130 milioni scritta nel contratto di Osimhen. Aurelio De Laurentiis ha rifiutato questa offerta, dicendo no anche all'inclusione del talentuoso sudcoreano Kang In-lee nella trattativa. Nel frattempo, il Napoli è a un passo dall'acquisto di Romelu Lukaku, che è stato blindato grazie ai fruttuosi contatti con i dirigenti del Chelsea. Tuttavia, per portare il belga in maglia azzurra, è necessario prima definire la vendita di Osimhen. La negoziazione con il PSG è lunga e complicata, con i francesi che contano ancora su Kolo Muani e Goncalo Ramos nel loro staff, creando ulteriori complicazioni. Osimhen è attualmente nella lista dei convocati di Antonio Conte per il ritiro a Castel di Sangro, ma il futuro rimane incerto. La situazione si evolverà nelle prossime settimane, ma il tempo stringe e la trattativa potrebbe prolungarsi, causando potenziali disagi. Amici tifosi, cosa ne pensate di questa situazione? Siete d'accordo con la decisione di De Laurentiis di rifiutare l'offerta del PSG? E quali sono le vostre aspettative per il futuro del nostro attacco con l'arrivo possibile di Lukaku? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto e condividete le vostre idee con noi. Non dimenticate di mettere un like e di iscrivervi al canale per non perdere nessuna notizia sul Napoli. Insieme, continueremo a sostenere e a tifare per un futuro luminoso del nostro club. Forza Napoli, sempre!